ora passiamo ai riconoscimenti. Ci riviciniamo Enzo Paci attraverso il sindaco. Questo il Ciglio d'Argento. Le motivazioni di questo premio, di questo giovane genovese bravissimo, che ha fatto una gavetta meravigliosa, ha cominciato dal teatro Stabile nella scuola di recitazione. Abbiamo fatto anche delle cose insieme vecchie, così 50 anni fa, lui era 51 anni, quindi era un bambino. Dunque, allora leggi le motivazioni, Anna. Attestato Ligure Illustre 2023 e Ciglio d'Argento a Enzo Paci, attore. Allora, Enzo Paci nel 1997 entra nella scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, diplomandosi nel 2000. Nato come attore teatrale, lavora per un breve periodo per Radio 19, radio del quotidiano genovese Il Secolo XIX, e poi comincia a esibirsi nelle trasmissioni televisive comiche di Colorado nel 2007 e di Zelig tra il 2009 e il 2013, entrambe in onda sulle reti Mediaset. Nel 2011 è protagonista con il personaggio di Mattia Passadore della trasmissione comica Central Station, in onda su Comedy Central. Nel 2014 è coprotagonista del film di fantascienza 12-12-12 del regista Massimo Morini. Tra il 2019 e il 2020 entra nel cast principale della serie TV Scatola Nera. Nel 2021 partecipa alla serie televisiva Rai Blanca. Un applauso! Bravo! Nel ruolo di commissario Mauro Bacicalupo. Nel 2022 interpreta Tesino nella serie televisiva di Sky Atlantic Il Grande Gioco, mentre nel 2023 interpreta il regista Carlo Bortolini in Sono Lillo, serie TV in onda su Amazon Prime Video. Recentemente ha interpretato il ruolo del grande attore genovese Paolo Villaggio. Il biografico di prossima uscita 2024, Come umano lui, diretto da Luca Manfredi, con la collaborazione di Elisabetta Villaggio, figlia del celebre attore, inventore della tragicomica maschera italiana del ragionier Ugo Fantozzi. Bravo, bravissimo! Le parole oppure dopo? No, sono emozionato. Sei emozionato, dai, allora. Grande soddisfazione. Grazie davvero, sono veramente felice di essere qui. Inutile dire quanto noi amiamo la Liguria, Genova, siamo campanilisti, lo siamo sempre stati. Essendo io anche un comico, però vorrei dire una cosa. Io sono un po' stufo della nomea che ci siamo fatti in Italia. Ogni volta che vado fuori dicono però voi liguri siete poco espansivi, siete duri, l'accoglienza ligure non è bella. Io per lavoro, come tanti qui, faccio l'attore, noi giriamo l'Italia e posso dire che la maleducazione non è una nostra esclusiva. Cioè io sono stufo di sentirmelo dire. Anzi, io trovo veramente che ci siano dei miglioramenti. Io giro l'Italia, signore, la maleducazione io l'ho trovata ovunque. Cioè non è vero che i baristi genovesi sono i più maleducati d'Italia, lo vogliamo dire? Vai un po' alla Spezia. No, scherzo, questa battutaccia. Robby, ho fatto la battutaccia. Sai dov'è che invece ho incontrato il barista più antipatico? Ma veramente? Insospettabilmente, in Puglia. C'è qualche parente pugliese qui? In Puglia credo di aver beccato, vedi qualcosa. Ora, i pugliesi saranno simpatici. Voglio dire. Ecco, ero con mia moglie, eravamo in Puglia, eravamo in vacanza, entro in un bar, chiediamo 2 caffè. Entro dentro, c'era questo qua di spalle, non mi ha neanche salutato, è sempre stato così. Io dico buongiorno, vorrei 2 caffè, e lui, un tremone, un picciolo da mano, mi prende il caffè e me li butta così, credi, sul bancone, ma con una mano, scusi, mi può macchiare, un tremone, un picciolo da mano.
mi manca questo caso di caffè, bevo una schifezza di caffè, avrei detto una merda signora, ma siamo in una... Vado a pagare, credimi, vado a pagare, questo qui non mi ha mai guardato in faccia neanche una volta, in Puglia, poi dico, infatti a mia moglie gliel'ho detto, poi dicono di noi genovesi, sto qua si gira a siete di Genova, io sono di La Spezia, sono qua a Bari perché ho dato 2 cicciolate a una di Bitoto. No, scherzo. Noi abbiamo delle grandi caratteristiche, sai cos'è? Noi abbiamo una sincerità rara, perché noi non ce le sappiamo tenere le cose, noi le dobbiamo dire, ed è contagioso. Ora vedi, io mi sono tolto la barba, avevo la barba perché ho fatto Blanca, facevo il commissario, ho incontrato un amico signora ieri in via 20, così ci siamo incrociati, Beh, Paci, ti sei tolto la barba, sembri un culo. Ora, signora, non gli avevo chiesto niente, passavo, si è sentito di dirlo, cosa gli devi dire? È sincero, è schietto, come noi siamo schietti, noi siamo così, ed è contagioso questo atteggiamento. C'è mia madre che è nata a Caserta, è venuta su a Genova a 12 anni, ora è più genovese dei genovesi, signora, è partita da Caserta che diceva, si mangiando allegre, si mangiando da un sud, si mi calda, si mi condena, è scesa a Brigno, beh, mi sono rotto il nerino! Ed è contagioso, ormai è una genovese doc. Eravamo a San Martino, signora, San Martino, mia mamma fa delle analisi periodiche, ogni anno fa la rettoscopia, fa ridere che faccia la rettoscopia, povera donna. E siamo arrivati nell'ospedale San Martino, c'era una signora con la mamma, che erano avanti a noi, e la signora era chiaramente molto spaventata perché non aveva mai fatto la rettoscopia, e la figlia cercava di rincuorarla. Mamma, stai tranquilla, vedrai che la rettoscopia non ti fa male, non usano tubi da 15, magari ti sedano. E insomma e mia mamma, signora, non ci dia retta, fa un male cane. E io guardo mia mamma e dico, mamma, ma perché glielo dici? Vedi, ma fatti gli affari, perché non ce lo devo dire che fa male? Vedi, perché non te l'ha chiesto, mamma? Ormai, signori, è genovese doc. Noi siamo così, siamo sinceri, siamo schietti. Ed è proprio la vostra schiettezza che io voglio rivolgermi ora, nel fare l'applauso più caloroso, schietto, a tutti i liguri del mondo che portano in alto il nostro cuore, perché secondo me veramente siamo un territorio, siamo delle persone veramente particolari. Guarda il Signore, uno che non ride dal 18, guarda. Non ride dal 18, ma sono sicuro che se tu mi inviti a casa, assolutamente sì. Però ha fatto assolutamente sì. Era un sì. Però vedi, perché noi siamo così. Da PIL così stiamo un po' sulle balle a tutti, vero signora? Però se poi ci invitate a casa, un fagiolo, non ce l'ho negato. Evviva la Liguria, evviva Genova, ragazzi! Il signore sindaco di Neirone. Ah, ecco perché ti ho chiesto se mi inviti a Genova, mi inviti, perché sei di Neirone, dove cazzo ti trova a Genova? Ci fa, sì, vieni, cercami, sono di Neirone. Abiti a Genova, cioè tu sei il sindaco di Nerone ma abiti a Genova, perché lo vogliamo dire, Nerone fa cagare, no, tu non lo puoi dire, abbracciami, ho fatto la battuta da comico maledetto, ciao, questo no, evviva Nerone, ciao. Per una frazione, attenzione, Nerone, no, Donna. Va bene, l'amico Ceccone gli ha cantato a lei, grazie. Non sai Enzo che da Neirone ci è passato Dante Alighieri. Da Neirone ieri, pensa, infatti nella Divina Commedia non lo nomina direi. Non c'è. Evviva Neirone, evviva Neirone. Ora non mi invita sicuramente più. Uno special guest, un onore per noi, Associazione Liguri nel Mondo, e questa sera il nostro special guest Enzo Paci, un Ligure nel mondo. Un Ligure nel mondo, quindi porto un po', ecco, il nostro vessillo nel mondo. Tra l'altro tengo a precisare una cosa, tra l'altro che sono onorato per questo premio, ma visto che appunto mi hanno chiesto anche di fare un discorso, ci tengo a dire che noi genovesi non siamo così arcigni, cattivi come si dice nel mondo.
in generale i liguri vengono descritti come poco accoglienti, invece non è assolutamente vero. Almeno io sono convinto che i genovesi non siano i baristi ad esempio più antipatici del mondo. Vai un po' alla Spezia, battutaccio. Sai dove hai incontrato il barista più antipatico del mondo? Ma ho un'idea, però raccontamela di nuovo questa, perché questa è veramente molto interessante, un aneddoto. In Puglia c'era questo barista che gli ho chiesto 2 caffè, eravamo io e mia moglie in vacanza, lui era di spalle che si grattava, non dico dove, non ci guardava neanche, ci butta i caffè così anche con un po' con disprezzo così sul banco, pago. Allora, un po' indispettito, guardo mia moglie e dico, ma poi dicono di noi genovesi. Sto qua si gira, ci fa, siete di Genova? Io sono di La Spezia e sono qui a Bari perché ho dato 2 cicciolate, una di Bittonto. Va bene, quindi grazie per l'aneddoto. Grazie per l'aneddoto, quindi i Liguri nel mondo, e abbiamo appena assistito, a proposito di Liguri nel mondo, ad un collegamento internazionale con Liguri veramente da ogni parte del mondo. Ti ha emozionato questo collegamento? Mi fa sempre molto piacere vedere che i legami umani vanno oltre ogni confine, cioè, ed è una metafora bellissima di quello che dovrebbe essere il mondo in generale. Dovremmo essere più dominati dalla fratellanza che dalla discordia. Il mondo andrebbe meglio se fosse un po' più amore, un po' più di fratellanza, un po' più di comunione. Quindi le risate, però voglio dire, un Enzo Paci anche profondo e insomma che sente molto di essere un Ligurians e di anche insomma di portare sia un po' di serenità con le tue battute eccetera, ma direi anche, no, anche della profondità. Ma guarda, facciamo un lavoro che è quello del teatro, che è quello della fiction, del cinema, che è uno dei pochi mestieri fatti in maniera comunitaria. Le responsabilità sono tante, sono suddivise tra tutti gli attori, tra tutte le maestranze, sono dei lavori cosiddetti di gruppo e di nuovo sono una metafora bellissima di come dovrebbe essere l'essere umano, cioè tutti uniti per uno scopo che dovrebbe essere la sopravvivenza dell'essere umano e non la sua devastazione. Io non riesco a comprendere le guerre, sembra banale e ridondante dirlo, ma sono veramente delle cose inutili, non riesco proprio a comprendere. Intanto noi ti ringraziamo insomma, per questo tuo intervento e poi insomma, per le risate che anche ci hai lasciato, ci hai lasciato con un sorriso anche questa sera, una bella inquadratura sul nostro Enzo Paci e l'Associazione Liguri nel Mondo, questo riconoscimento, e ti lascio fare un saluto quindi a tutti i nostri Liguri nel mondo. Io vi saluto, spero di venirvi a trovare, di girare abbastanza al mondo per vedervi tutti. Ciao. La premiata è Carola Stagnaro, attrice, e poi altri titoli. Carola, grazie, e a cui consegniamo il Cigno d'Argento. Complimenti. Leggi. Allora l'Associazione Liguri nel Mondo è lieta di questo attestato. Voce dentro il microfono. Di Ligure Illustre 2023 e Cigno d'Argento a Carola Stagnaro, attrice. Carola Stagnaro vive tra Roma e Genova, sua città di origine. Laurea al DAMS di Bologna, master in operatore pedagogico teatrale presso il Teatro dell'Ortica di Genova, certificazione di coach professionista. Dopo l'esperienza amatoriale diretta da Mario Benini, un applauso a Mario Benini, negli anni 1969-73, nel 1974 debutta professionalmente in teatro nel repertorio drammatico Bruckner, Euripide, Shakespeare, Molière, Giacosa e altri classici. Nei principali
principali teatri italiani, con registi come Alessandro Fersen, Armando Pugliese, Tonino Conte, Pietro Maccarinelli, Cristina Pezzoli, fino ai più recenti ruoli sotto la direzione di Attilio Corsini e Daniela Ardini con L'Oriana delle Fallaci, La regina d'Isadorna di Maurizio Maggiani, L'ultimo giorno della Guse di Ghigo De Chiara. Nel cinema debutta nel 1978 con Nanni Moretti in Ecce Bombo, lavora con Dario Argento in Tenebre e opera con Alberto Latuada in Una spina nel cuore e in Oggi giorni di Nikita Mikhailov, in Le vie del Signore sono finite di Massimo Troisi e molti altri sino alla sua partecipazione nel 2022 in Un mondo fantastico di Michele Rovini e nell'Invenzione della neve di Vittorio Moroni. Nel 1979 inizia una proficua presenza in innumerevoli serie per la televisione italiana, fino alla recentissima Cuori, nel ruolo di Suor Fiorenza, la cui seconda stagione è andata in onda nel 2023. Da molti anni conduce seminari in teatro per non vedenti con Luigi di Genova. Per dire qualcosa ti rimandiamo. Come vuoi? No, voglio ringraziare perché è un grande riconoscimento, soprattutto proprio perché ligure. Io sono stata tanto a Roma, adesso da 10 anni sono ritornata in questa splendida città e quindi questo riconoscimento mi riempie di gioia e spero di vedervi spesso anche in teatro. Il nostro grande sindaco promuova anche proprio la cultura teatrale, cinematografica, perché è molto importante la cultura nel mondo, per un paese libero e quindi intelligente e capace di decidere. Questo è quello che volevo dire. Brava. Grazie a voi. Non faccio la comica, purtroppo non sono capace. Voglio portare una riflessione su questo momento, e cioè un momento in cui ci sono delle guerre intorno a noi. Allora ho pensato, ma perché non portare, anche se non è ligure, io ho abitato tanto a Roma e quindi adesso sono tornata a Genova, però insomma sono stata tanto a Roma. Allora ho detto, voglio fare una riflessione su questi tempi, questi momenti. E la riflessione di Trilussa con questa Ninna Nanna. Ninna Nanna, via sonno, che se dormi non vedrai tante infamie e tanti guai che succedono nel mondo, tra le spade e i fucili dei popoli civili. Ninna nonna, tu non senti i tormenti e i lamenti della gente che si scanna per un matto che comanda, che si scanna, che si ammazza a vantaggio di una razza o a vantaggio di una fede per un Dio che non si vede, ma che serve da riparo al sovrano macellaro. E sto covo d'assassini che ci insanguina la terra sa benissimo che la guerra è un gran gruzzolo dei quattrini che prepara le risorse per i ladri delle borse. Ninna nanna, dormi finché dura sto macello, che domani
tu vedrai di sovrani che si scambiano le stima, buoni amici più di prima. Buoni amici più di prima. L'ho studiato da poco, quindi non male. Ho fatto ridere. Sono cugine fra parenti, non si fanno complimenti. S'alzerà la stima, no, personale e riuniti fra di loro senza l'ombra di un rimorso, cioè faranno un bel discorso sulla pace, sul lavoro, per sto popolo coglione risparmiato dal cannone. Eccoli, un'altra star della serata, un applauso, Fabio Armigliato, reduce da aver conquistato il premio Beniamino Gigli. Vai! Attestato di Ligure Illustre 2023 e Cigno d'Argento a Fabio Armigliato. È uno dei tenori più importanti della scena lirica internazionale, vero? È acclamato dal pubblico grazie alla vocalità, all'impressionante registro acuto, all'innata musicalità, alle capacità drammatiche e al grande carisma che diffonde ai suoi personaggi. Nato a Genova, si diploma al Conservatorio Niccolò Paganini, debuttando giovanissimo nel Simon Boccanegra, piuttosto che niente, di Verdi. Una rapida carriera lo ha portato ad affrontare i ruoli più importanti nei più prestigiosi teatri del mondo, dal Metropolitan Opera House di New York al Teatro alla Scala di Milano, passando per l'Opéra de Paris e San Francisco, il Teatro Real di Madrid e la Wiener Staatsoper. Emozionanti le sue interpretazioni di Mario Cavaradossi in Tosca, considerato interprete di assoluto riferimento, acclamato nel ruolo dell'Arena di Verona al Teatro Real di Madrid, alla Fenice di Venezia, in una tournée in Giappone, con il Teatro dell'Opera di Roma al Teatro alla Scala di Milano, diretto da Lorin Maazel, e alla Royal Opera House di Londra, direzione di Antonio Pappano. Da ricordare lo strepitoso debutto nella Forza del Destino all'Opera di Monte Carlo, La Fanciulla dell'Ouest a Roma e Tosca, Turandot, il rinato Teatro Pertruzzelli di Bari, un teatro nuovo da pochi anni, è debuttato il ruolo di Rodolfo in Luisa Miller al Teatro Opera House di Zurigo. È stato protagonista al Festival Puccini di Torre del Lago con una nuova produzione dell'opera La Fanciulla dell'Ouest, creata per festeggiare il centenario. Dopo il debutto in Otello all'Opera Royal di Liegi, ripetuto anche a Valladolid in Spagna, è stato insignito del primo premio internazionale Tito Schipa, quelli come me se lo ricordano, nella città di Ostuni, e proclamato cittadino onorario della città di Recanati nel nome del grande tenore Beniamino Gigli, ricevendo altresì il premio Non ti scordare di me. Protagonista di programmi TV, di divulgazione dell'arte operistica, di numerose registrazioni discografiche e delle attività sportive benefiche legate alla Nazionale Italiana Cantanti,
attore cinematografico, protagonista nel film To Rome with Love di Woody Allen, ideatore del progetto musicale Recital Cantando, Cantango, ecco dove era il trucco, Cantango, non è un refuso, è Cantango, certo, spettacolo dedicato all'arte del tango di cui è protagonista. Grazie Fabio, potevi farlo il doppio, ti ringrazio. Allora, grazie Fabio, se voi poi ci sentiamo vi do la parola perché parlate un po', sì, certo, faccio venire Enzo Paci, Carola Stagnaro, facciamo una foto di gruppo col sindaco. Grazie. Bene, bravi. Grazie. Allora, grazie Carola, grazie Fabio, grazie. Nostro special guest di questa serata, Liguri nel Mondo, l'associazione dei Liguri nel Mondo, Fabio Armigliato, un artista veramente a livello internazionale. Noi ti ringraziamo innanzitutto per essere stato qui con noi e l'attestato di riconoscimento. Allora Fabio, veramente parla dei Liguri nel mondo, del tuo cuore nel mondo. L'emozione è ancora tanta, è una serata veramente meravigliosa, bellissima di condivisione per quello che è il nostro impegno con queste comunità che ci sono nel mondo dei Liguri, dei Genovesi, come ha detto il sindaco Bucci, che ci ha onorato della sua presenza. Io poi sono particolarmente emozionato perché cominciamo con l'anno prossimo, l'anno dedicato a Puccini, a 100 anni della sua morte, e per me saranno proprio la celebrazione dei 40 anni di carriera ad agosto del prossimo anno, e quindi per me Premio Puccini è un onore, un piacere di poterlo portare sempre in giro con la mia genovesità, come ambasciatore di Genova nel mondo e adesso anche come ambasciatore dei Liguri nel mondo, quindi cosa ci vuole di più? Quindi un grande anniversario e una grande emozione anche sentire questo collegamento con gli altri Liguri nel mondo che insomma ci hanno questa sera insomma, sono rimasti con noi per qualche minuto e da tutto il mondo. Io ho nel cuore l'Argentina, dove ho cantato moltissimo, l'Uruguay, dove ho registrato il mio disco di tango, il Venezuela, molti posti dove ho veramente ricordi bellissimi e dove ci sono tantissime comunità di genovesi nel mondo che è bellissimo che possono essere unite nel nome proprio di questa associazione straordinaria che porta così le persone a poter avere un punto di contatto ed è indispensabile in questo momento che ne abbiamo veramente bisogno. Fabio, noi ti ringraziamo e lasciamo insomma, con un tuo saluto e poi le immagini della tua performance di questa sera. Tanti auguri a tutti prima di tutto e buon anno e viva Genova e viva la Liguria sempre. Conoscere ancora di più quanto la radice del melodramma sia importante nella nostra cultura e nella nostra tradizione. Il melodramma italiano ha 5 secoli di vita e ha vissuto tramite tutti i più grandi compositori e tantissimi genovesi con la loro voce gli hanno dato lustro in tutto il mondo portando la nostra cultura, come ha detto il sindaco Pucci. Occorre che i giovani si riapproprino delle nostre radici, come ha giustamente detto e sottolineato anche Mario, e che possiamo di nuovo essere orgogliosi del nostro patrimonio, anche del patrimonio vocale e musicale che il nostro paese ricchissimo di tutte queste bellezze. Io, visto che c'è questo legame tra l'opera lirica come patrimonio immateriale dell'umanità, UNESCO, e tutte le culture, volevo ricordare, prima accennato nella lunghissima biografia che Mario ha letto, un progetto che io ho portato avanti, che è quello di Recital Cantando, che unisce l'opera lirica alla canzone del tango, perché con l'opera lirica noi abbiamo insegnato a cantare in tutto il mondo, ma abbiamo anche creato generi musicali che sono l'unione di tante culture, come il tango. I miei amici Alessandro e Angela ci conosciamo da tantissimi anni e in questo progetto hanno anche sostenuto e partecipato, e quindi questa sera vi volevo farvi ascoltare 2 tanghi. Non abbiamo fatto nessuna prova, è una cosa improvvisata, perché quando c'era una grande cantante, non tanto nel passato, diceva sempre: mi danno sempre dei premi, poi mi chiedono di cantare, e dice: io non canto mai, era Mirella Freni.
A me invece piace cantare, condividere con voi, ecco, un momento anche di condivisione. Allora, facciamo Voltaire prima? Sì, in realtà. Sì, vai, Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mira de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Con la frente marchita las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi sueño. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, cuando escondida una esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma cerrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Il secondo brano è il tango più famoso in assoluto argentino, che è Por la Cabeza, che è famoso anche perché è stato usato in moltissimi film, tra cui Profumo di donna con Al Pacino, ve lo ricordate, quando ballava non vedente sulla pista con questa bellissima ragazza. Por la Cabeza. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y quiere regresar, parece decir: no olvides, hermano, vos sabés lo hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta ensueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, su boca que pesa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, importa perderle mi
sus labios de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reído yo no vuelvo a ver. Pero si algún tingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Una cabeza, toda la locura, tu boca que pesa, borra la tristeza, calma la amargura. Una cabeza, sí, ella me olvida, ¿qué importa perderme? Mil veces la vida para que vivir. Grazie, grazie a tutti, grazie a voi. Bravi anche i ballerini, un applauso ai ballerini. Grazie, grazie.